Una notizia esplosiva ha appena scosso Napoli questa sera, lasciando i tifosi azzurri in totale stato di allerta. Siamo tornati con un nuovo aggiornamento imperdibile sul nostro amato club, portando informazioni calde. Direttamente dai retroscena, con quel tocco esclusivo che trovi solo qui. Come sempre, la nostra missione è tenerti informato con le notizie più rilevanti e impattanti del momento. Quindi lascia subito un like. Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere novità che potrebbero cambiare completamente il destino della stagione. Oggi, qualcosa di grande e polemico si sta muovendo all'interno del Napoli, e ora capirai tutto. Secondo l'ex addetto stampa del club, Massimo Sparnelli, sono già in corso trattative estremamente delicate. Durante il programma O Tifosi Napoletani, trasmesso su TV Luna, Sparnelli ha rivelato una doppia bomba che ha fatto tremare tutta la tifoseria. Kevin De Bruyne potrebbe lasciare il Napoli a gennaio, mentre Romelu Lukaku sarebbe praticamente certo di partire a giugno. Tutto questo seguendo un piano strategico del direttore sportivo Giovanni Manna, che lavora a ritmo serrato sia in vista della finestra invernale sia per il mercato estivo. Partendo da De Bruyne, Sparnelli afferma che il belga avrebbe già sul tavolo un'offerta formale proveniente dall'Arabia Saudita, valutata intorno ai 40 milioni di euro. Una cifra che ha sorpreso molti tifosi, soprattutto per l'enorme aspettativa che ha accompagnato il suo arrivo a Napoli. Nonostante la qualità indiscutibile, il centrocampista non è ancora riuscito ad esprimere una continuità di rendimento. Con prestazioni irregolari, adattamento più lungo del previsto e una pressione crescente, il club sembra intenzionato a considerare la proposta, soprattutto se questo permetterà margini finanziari per rinforzare reparti carenti. Ma non è l'unica notizia scioccante. Sparnelli ha affermato, per la prima volta e in esclusiva, che anche Romelu Lukaku, uno dei nomi più importanti della rosa, sarebbe pronto a lasciare il Napoli. Questa volta, la partenza avverrebbe però a giugno, al termine della stagione. Destinazione? Sempre l'Arabia Saudita. E secondo fonti interne citate da un giornalista inglese, le conversazioni sarebbero già ben avviate. Il club saudita in questione avrebbe messo sul piatto un contratto milionario, impossibile da rifiutare. Se confermate, le due cessioni rappresenterebbero un cambiamento drastico nel settore creativo e offensivo del Napoli. De Bruyne, simbolo di visione e tecnica, Lukaku, potenza e presenza fisica in area. Due tasselli importanti nell'immaginario dei tifosi. Tuttavia, dietro la decisione potrebbe esserci una strategia chiara. Vendere giocatori con ingaggi elevati permetterebbe al Napoli di avviare una ricostruzione profonda, rinforzando più ruoli e acquistando talenti più adatti al sistema di Antonio Conte. Inoltre, il mercato saudita dimostra ancora una volta di essere disposto a investire pesantemente, e il Napoli potrebbe trasformare questo impatto emotivo in un vantaggio economico. Nonostante tutto, il dilemma resta. Molti tifosi credono che De Bruyne possa ancora raggiungere il suo apice in Serie A, e che Lukaku sia fondamentale nelle partite più fisiche. Ma la dirigenza rimane prudente, rinnovare la rosa, aumentare la profondità e pianificare strategicamente potrebbe valere più, nel medio periodo, che insistere su nomi di peso che ancora non hanno reso al massimo. E adesso, tifoso azzurro, vogliamo sapere la tua opinione su questa doppia bomba. Pensi che il Napoli debba vendere De Bruyne già a gennaio? E Lukaku a giugno sarebbe la scelta giusta per il futuro del club? Sarebbe l'inizio di una nuova era, o l'avvio di uno smantellamento pericoloso? Commenta qui sotto, vogliamo sentire ogni parere. E ovviamente, se vuoi continuare a ricevere informazioni caldissime dai retroscena azzurri, lascia un super thanks potente e sostiene questo lavoro che porta contenuti esclusivi alla grande famiglia napoletana. Forza Napoli sempre!